Con questa serata siamo nel cuore di questa manifestazione, la 29esima Prealpi, il 28esimo simposio. Questa si concluderà con il gran finale domenica, con una intera giornata ricca di eventi dai più piccoli ai più grandi, ce n'è per tutti i gusti. Vi aspettiamo numerosi domenica, Prealpi in Festa a Cordignano. Il mio ringraziamento va ai miei collaboratori, sono tanti perché servono tante persone per organizzare una manifestazione del genere. Ringrazio la Proloco, che è un po' lo spirito dell'associazione che collabora, ringrazio la Pro Cordignano, ringrazio l'associazione Cordignano Splendidi Eventi, una delle più giovani del paese, e niente, ringrazio l'amministrazione comunale che mi ha sostenuto. Eventi del calibro di Sapori di Casa Nostra hanno una rilevanza importante. Per quale motivo? Intanto perché hanno un'identità territoriale, quindi fanno ricorso alle risorse del territorio enogastronomiche, ma risorse uniche, perché in una globalizzazione dove in effetti si parla di cibo a livello mondiale, riuscire a mantenere l'identità attraverso queste manifestazioni in cui tutti si conoscono, nel contempo attirano anche attenzioni da fuori, in maniera da far conoscere le peculiarità gastronomiche, le peculiarità dei ristoranti, dei sommelier che propongono i vini territoriali, delle specialità del territorio, ma non solo, coniugando anche la grande maestria degli intagni lignei, perché qui in effetti hanno dei scultori che iniziano il weekend attraverso la loro arte. Ecco, arte e cultura gastronomica in una regione come il Veneto, che è una regione universale, che però vive di territorialità, perché sappiamo che il governatore Zaia ci ha sempre tenuto ad esaltare l'identità territoriale attraverso una globalizzazione. Questa è una cosa che è assolutamente da stimolo affinché il Veneto mantenga la sua identità, ma la mantenga attraverso appunto iniziative di questo calibro. Io faccio i complimenti perché ho fatto un giro qui all'interno dell'allestimento, ho trovato persone che si sono proposte anche attraverso ricette che ricordano il passato ma che sono contemporanee e che devono essere un testimone per il futuro anche per i giovani, perché capiscono che l'identità, l'appartenenza alla propria terra, al proprio comune, alla propria regione sono fondamentali anche attraverso il cibo e il vino. Questa serata è stata preparata con l'intento di valorizzare i prodotti del territorio, quindi ristoratori locali e vini locali, valorizzando anche vitigni autoctoni che ormai stanno un po' perdendo di valore. L'idea era quella di creare una sorta di piazza dove far ritrovare la gente per una serata di divertimento e con un percorso enogastronomico dove poter assaporare tutti i vari prodotti appunto dei ristoratori e le cantine locali.